Come effettuare un incantesimo d'amore. Video prima parte. Un rituale è un modo potente di concentrarsi sul desiderio con l'obiettivo di farlo realizzare. In questo caso lo scopo è l'amore, o l'interesse o l'attrazione, decidi tu. Se credi nell'amore e nel potere di inviare pensieri forti e positivi all'universo per ottenere ciò che vuoi, continua a leggere dentro di te cosa vuoi, per imparare a poter lanciare un incantesimo di positività con pensieri positivi. Ti porterà l'amore che stai cercando. Questo è l'obiettivo. Allora, semplice incantesimo d'amore. Questo è un incantesimo base che non richiede, è un incantesimo diciamo di base, che non richiede ingredienti esoterici o carte astrologiche. Questo incantesimo serve ad attirare amici e accentuare la tua sensualità se cerchi qualcosa in più di una amicizia. Se hai qualcuno di particolare in mente, concentrati su questa persona durante questo rituale per attirarla a te o rafforzare il legame che già esiste. Pulisci bene il bagno. Non stiamo parlando di pulizie spirituali. Fai delle pulizie serie con detergenti e antibatterici. Copri gli specchi con asciugamani o lenzuola bianche o rosa. Riempi la vasca e getti una manciata di sale marino nell'acqua dicendo: la negatività è lavata via, da oggi sono una persona nuova. Molte teste si gireranno al mio passaggio, quelle con cui io sceglierò di restare. A risentirci con il secondo video che segue. Incantesimo d'amore, video seconda parte. Se non hai una vasca, chiudi il sale in un asciugamano ripetendo le parole sopra e usalo nella doccia. Accendi 3 candele votive bianche o mettine 3 galleggianti nella vasca. Rilassati e concentrati sul tuo corpo mentre ti prepari a entrare nell'acqua. Pensa quanto tu sia sensuale e bella. Concentrati su quello che ami di te stessa. Se stai lanciando questo incantesimo per una persona in particolare, inizia ora a concentrarti su di lei. Spegni la luce, metti la tua musica preferita se possibile, scegli una musica in linea con il tuo obiettivo finale. Se cerchi l'amore selvaggio e passionale, scegli qualcosa che ti faccia sentire disinibita e sexy. Se cerchi l'anima gemella, qualcuno che ti faccia sentire al sicuro, scegli musica che ti doni calma e pace. Per un'attrazione generica quello che ti serve è una canzone allegra e dolce. Entra nella vasca e rilassati, controlla che ogni parte del corpo sia immersa completamente nell'acqua almeno una volta. Lavati i capelli, depilati se necessario. La pulizia è una parte fondamentale del rituale.
Quando hai finito, ripeti le parole dell'incantesimo recitate prima di entrare nella vasca. Questa volta aggiungi questa frase per chiudere l'incantesimo. Sono benedetta, sono amorevole, sono amata e amo me stessa. Io sono amore. Ed era il video numero 2. Seguirà il numero 3. Incantesimo d'amore, video terza parte. Quando hai finito, ripeti le parole dell'incantesimo recitate prima di entrare nella vasca. Questa volta aggiungi questa frase per chiudere l'incantesimo. Sono benedetta, sono amorevole, sono amata e amo me stessa. Io sono amore. Scegli il tuo istinto e aggiungi altri elementi se hai la sensazione che sia la cosa giusta per te. Potresti accendere un incenso, aggiungere oli per il bagno a base di erbe o oli essenziali. Il profumo preferito, insomma, una tazza di tè alle erbe o una spugna comprata apposta per questo rituale. Se avessi l'amore ma lo hai perso a causa delle